Eccoci qua, siamo tornati, cambio di tematica e cambio di ospite. Allora io presento ufficialmente Massimiliano Pellizzari, presidente Associazione Commercianti Centro. Grazie per essere qui. Grazie a lei. È un piacere, Piacere mio. incontrarsi, però purtroppo la tematica non è un piacere, giusto? Purtroppo no, purtroppo Proprio no. per niente. Allora, che cosa accade? L'abbiamo letto sia nei giornali, l'abbiamo anche più volte, insomma, mostrato nei nostri telegiornali. Io ricordo anche il nostro sito gruppotv7.com, lì trovate tutto ciò che realizziamo, quindi per l'informazione e l'intrattenimento. Ma quindi torniamo a noi, io voglio capire insomma che cosa accade nei centri abitati e tante altre piccole domande. Sappiate, ripeto, l'opportunità per quanto vi riguarda 049 80 777 57 per la diretta, quindi se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Prego. Certo. Ma, diciamo che la realtà è sotto gli occhi di tutti, nel senso che purtroppo è da mesi che a Padova centro succedono atti criminosi, quindi spaccate di negozi, effrazioni, furti, scippi, rapine, ed effettivamente tutto questo ha creato veramente molto disagio, ma non solo, un senso di profonda inquietudine. Perché ovviamente cittadini e commercianti si sono chiesti ma cosa sta accadendo, cosa sta succedendo, e quindi abbiamo innanzitutto fissato un appuntamento con il questore all'inizio dell'anno, poi ci siamo recati in un secondo momento dal prefetto e abbiamo esposto tutte le nostre preoccupazioni e abbiamo anche elencato tutta una serie di criticità che in centro storico, ma non solo, ci sono, perché ovviamente in tutto il comune vi sono ovviamente, c'è una carenza di, come posso dire, di elementi che vanno ovviamente nella direzione di creare ancora più preoccupazione, ancora più disagio. Faccio, diciamo, un esempio. Ecco, noi abbiamo appreso la notizia purtroppo che a Padova è una città di 220.000 abitanti, più circa ci sono 60.000 universitari, poi c'è tutto l'indotto e quindi diciamo, arriviamo a rasentare le 300.000 presenze quotidianamente. Beh, Padova con 300.000 abitanti ha attualmente 120 telecamere. E questi sono numeri che ovviamente sono totalmente insufficienti. Perché? Perché se le rapportiamo alla città di Treviso, che ha 80.000 abitanti e circa un centinaio di telecamere, ovviamente non ci siamo. Ma mi chiedo però, Presidente, è necessario mettere telecamere ovunque, insomma, per essere più sicuri? Alla fin fine c'è sempre quel famoso discorso del grande fratello, dell'occhio del grande fratello. Forse una telefonata, vediamo se Prego. riusciamo adesso. Pronto? Sì, pronto? Ah, ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta, avevamo qualche problema prima con la linea telefonica. Come si chiama e da dove ci chiama? Sì, salve, sono Antonio e chiamo da Treviso. Da Treviso, Antonio da Treviso. Vuole porre quindi una domanda sulla tematica? Sì, a proposito della sicurezza, volevo chiedere, al posto di installare tutte queste telecamere, tutte queste cose, cosa ne pensate delle ronde notturne? Se ha concluso la domanda io la saluto e facciamo rispondere, non di certo io, ma al Presidente. Antonio, è tutto? Ok, va bene. Grazie, Sì. un saluto. Grazie Antonio. Saluti. La saluto. Ma io ringrazio il telespettatore perché la domanda, diciamo, è assolutamente pertinente. Ecco, diciamo, per onor del vero è importante sottolineare, anche rispondendo così al suo quesito, il problema della criminalità è un problema molto complesso e dobbiamo essere molto chiari e molto onesti intellettualmente. Non se ne viene fuori con, diciamo, un'unica soluzione, perché noi crediamo che il problema debba essere affrontato a 360 gradi. Ora, la prima cosa, il primo punto, ma non per ordine di importanza, che mi era venuto in mente era la questione delle telecamere, cioè diciamo, una città come Padova di quasi 300.000 abitanti non può avere 120 telecamere e non ne può avere nemmeno 150, perché le 30 che arriveranno ovviamente hanno
Un'altra telefonata? Credo sì, sentivo un suono strano. La nostra super tecnologia. Prego. Buonasera, pronto? Con chi ho il piacere? Pronto, buonasera, sono Anna da Padova. Volevo sapere, mi sente? Sì, forte e chiaro, Pronto? Anna. Grazie per Sì. aver chiamato a Reporter per te. Prego. Volevo sapere cosa chiede il futuro sindaco di Padova, Presidente. Questa è un'ottima domanda, cioè al prossimo futuro sindaco di Padova cosa chiedere? Se si parlava di telecamere. Grazie. Noi chiediamo tante cose, noi chiediamo Grazie, tante Anna. cose. Ecco, cerco di andare per ordine. Allora, diciamo, il quesito precedente, per uscire da questa emergenza criminalità, noi crediamo che si debba agire con una pluralità di risposte e ovviamente di soluzioni. La prima, le telecamere, perché è evidente che le telecamere sono un deterrente abbastanza importante. Voglio portare anche degli esempi pratici. Le ultime 3 spaccate che ci sono state in centro storico a Padova, ci sono 3 filmati che sono stati molto ma molto importanti per, come posso dire, la questione investigativa. I filmati sono stati acquisiti dalla questura, sono stati analizzati e ovviamente questa è tutta un'opera di intelligence che se non ci fossero stati filmati non si sarebbe potuta diciamo porre in essere. Le faccio una Poi, domanda proprio schietta, dopo rispondiamo anche velocemente ad Anna. Però io di certo non vado a rapinare, a spaccare, a disfare un negozio se alla fin fine ho anche magari dei mezzi, nel senso, ok, le telecamere, ti filmo, ti trovo, c'è un responsabile, ma sappiamo che spesso e volentieri purtroppo sono persone che non hanno niente, quindi come venite rimborsati poi dal filmato, dalla telecamera, ok, hai il nome di chi è stato, meglio di niente, però... No, ecco, allora, c'è ovviamente la questione telecamere, però non fossilizziamoci solo sulle Esatto. telecamere. Allora, noi dobbiamo essere assolutamente consci del fatto che dobbiamo anche inasprire il codice penale e di procedura penale, vale a dire chi viene individuato, ok, come autore del furto deve scontare la pena, quindi non è che ci debbano essere i domiciliari, ok, o che il responsabile, che ne so, venga messo in carcere, venga arrestato per 2 giorni e poi rilasciato immediatamente, quindi l'inasprimento, le telecamere. Poi, queste sono un po' le domande appunto per rispondere ad Anna che ha chiamato, la signora Anna. Poi ecco, sì, no, ma anche il richieste... telespettatore di prima che diciamo a cui non abbiamo risposto. Le ronde notturne, ecco, noi non le abbiamo mai fatte le ronde notturne, noi abbiamo fatto delle passeggiate di solidarietà, le abbiamo denominate, definite Vivi per Padova. Che cosa sono? Sono delle camminate che i commercianti puntualmente ogni settimana, e lancio anche una notizia, mercoledì verranno ripresentate con partenza dall'inizio del Corso Milano via Savonarola per poi proseguire in tutte le piazze eccetera. Questo cosa fa? È evidente che dove c'è passaggio, dove c'è come dire, gente che riacquista come posso dire, la propria città simbolicamente, questo è il primo deterrente nei confronti della criminalità, perché noi abbiamo visto che ovviamente i criminali tendono ad andare in altre zone diciamo più periferiche, quindi anche il fatto delle passeggiate noi riteniamo che possa essere una delle tante misure che ovviamente può portare a dei risultati concreti. Che cosa chiediamo al sindaco per venire al secondo quesito? Noi chiediamo al sindaco tante cose, perché il sindaco che dobbiamo per onestà intellettuale dire che non è ovviamente il diretto responsabile dell'ordine pubblico, ci mancherebbe altro, però il sindaco può fare tanto, il sindaco può agire per ordinanze, quindi ci devono essere delle ordinanze che vanno diciamo a tendere in una certa direzione. Faccio un esempio, sì. A Padova, ok, il controllo delle residenze non si fa. In altri comuni, noi abbiamo parlato con sindaci di altri comuni, di altre città. Il controllo delle residenze? Allora, il controllo delle residenze. Se io in pratica faccio il cambio di residenza,
nessuno controlla? Allora, la polizia municipale in altri comuni, Sì. ok, faccio un esempio, comune di Cittadella, lo so per certo perché ho parlato con il sindaco di Cittadella, 2 volte alla settimana la polizia municipale, mi pare il martedì o il giovedì, fa il controllo delle residenze. Quindi che cosa significa? Si va a controllare l'appartamento che è preso in affitto dal signor X e il Sì. signor Y e tante volte ci si accorge che non c'è dentro solamente il signor X e il signor Ma Y, c'è un fiorire ma di- ci sono 8 brandine. Tanti Allora, in amici. quelle 8 brandine, chi è che dorme? Chi è che Allora, ci vive? io, A Padova questo non si fa Pellizzari, ed è sbagliato. Io, per chi mi conosce, insomma, televisivamente, sanno tutti che sono meneghino, cioè arrivo da quel di Milano e quando ho cambiato quindi la residenza, io ho ricevuto una telefonata e basta. Effettivamente anch'io ho detto, beh, ma posso essere ovunque, potrei trovarmi a Roma e dire sì, sì, ci sono in questo appartamento. Quindi questa cosa potrebbe essere utile anche Il andare... controllo delle residenze non è utile, è fondamentale. Cioè, nei comuni questa Ma operazione non si deve fare. militarizziamo poi pian pianino una città, le telecamere, controllare chi c'è, chi non c'è a casa. Preferisce Chiedo, che ci una siano domanda. atti criminosi tutti i No, giorni? no, la mia sono... Voglio dire, non è che ci siano Presidente, la mia è solo soluzioni. una domanda. O noi diciamo, ci adeguiamo a questa situazione di emergenza, perché è una situazione di emergenza, oppure voglio dire, facciamo finta che non succeda niente non è che noi vogliamo assolutamente militarizzare la città, però crediamo che non possiamo nemmeno essere testimoni, come dire, passivi quotidianamente Di ciò che accade, di atti certo. criminosi. Questo è Secondo che la inaccettabile. interrompo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Abbassi un pelino il televisore, il volume del suo televisore. Con Sì, chi pronto, parlo? buonasera. Giorgio da Legnaro. Giorgio da Legnaro. Buonasera Giorgio. Sì, sì. Voleva porre una Buonasera. domanda, dire pure la sua opinione. Sì. Io rimetterei le frontiere di nuovo. Metterebbe le frontiere di nuovo. Sì, metterei le frontiere di nuovo. Ma quindi sa lei perché? è un po' concorde su ciò che ha fatto la Perché tutti Svizzera questi ultimamente? furti, queste rapine, questi omicidi, questi Sì. Sì, E c'è la un po' gente di dell'est bisogna eco di fermare, ritorno, lo quindi è sapete anche concorde un po' voi. con quello che ha fatto la Sono Svizzera. quelli che fanno paura, rumeni, bulgari, slavi. Abbiamo tutti i rumeni in Italia, fate voi. Beh, Giorgio, mi permetto Se si può solo di vivere dire che così. ci sono comunque persone oneste in tutte le Le persone popolazioni e oneste in anche i Romania, furbi. guardi, sì, io sono stato in Romania più di qualche volta, di persone oneste tutta la Romania ce ne sarà 10. Ma insomma, questa è la sua opinione. Senta, ma quindi secondo lei l'unica cosa è la frontiera di nuovo? Il resto è gente che non conosce altro che fare questa vita. Sì. Giorgio, io la saluto e la ringrazio comunque. Noi prendiamo atto della sua Speriamo che gli opinione. italiani si svegliano un po', perché così io devo dormire che mi cago addosso dalla paura. Grazie per la sua telefonata, Giorgio, un saluto. Un saluto. E questa è un ci po' sono- l'opinione del signor Giorgio, noi lo ringraziamo per sono- aver chiamato. No, ecco, riprendendo quello che stava dicendo, è evidente che non si può generalizzare, Esatto. tuttavia 15 giorni fa, e questo ovviamente ci ha fatto... Anche perché ieri c'è ci ha stata una fatto- bellissima festa in piazza in Prato della Valle con tutta la popolazione rumena, moldava. No, certo. Insomma, No, ecco, non si può generalizzare. comunque ci sono voglio dire, desidero ringraziare veramente le forze dell'ordine pubblicamente, perché anche una quindicina di giorni fa sono stati arrestati dei moldavi, lì si creano, si creano dei flussi, si creano delle bande organizzate, dove all'interno di un garage della Guizza, vicino via Pascoli, tra l'altro se non sbaglio, c'era un garage pieno di rifurtiva. Cioè, sono state pubblicate le foto e quando le abbiamo viste siamo rimasti impressionati. Quindi, insomma, ecco, per quello dicevo, dobbiamo inasprire il codice penale, il codice di procedura penale, perché una volta individuati, una volta arrestati, questi devono pagare.
non è che noi ce li possiamo trovare tra 15 giorni a sbeffeggiare le forze dell'ordine sulla strada, perché si sta diffondendo un senso di impunità che la polizia che è insomma, inaccettabile. Quello che deve fare, ma il giorno dopo sono fuori. Stanno veramente dando l'anima, e lo posso dire perché ultimamente stiamo vedendo in centro storico una pattuglia ogni pochi minuti passare per le vie del centro e per le piazze, quindi stanno veramente facendo il possibile, l'impossibile con i mezzi che hanno a disposizione. Però ribadisco, c'è c'è questa emergenza, e quindi noi abbiamo una pluralità di proposte che dobbiamo ovviamente porre in essere. Per quanto riguarda questa parolona di cui insomma si riempiono tutti la bocca, la desertificazione del centro, un'opinione, Presidente? La desertificazione è ovviamente sotto gli occhi di tutti, quindi noi abbiamo fatto anche dei dossier fotografici che abbiamo consegnato al Questore, fotografie per esempio di via Vescovado, di Galleria Borromeo, quindi zone centralissime a pochi passi dalle piazze che si sono completamente desertificate. La desertificazione... Sorrido perché ho anch'io fatto nel mio piccolo delle interviste. Galleria Borromeo, insomma, so che è popolata da writers oppure da chi fa il parkour, che è quell'attività insomma dove si saltano gli ostacoli, che nulla nuoce, però insomma non solo anche da spacciatori, non solo anche da spacciatori, perché in Galleria Borromeo dall'uscita che va in via San Fermo, lì proprio è una zona, l'abbiamo segnalata più volte, dove in alcuni giorni della settimana ci sono spacciatori nordafricani, e anche lì ovviamente bisogna andare ad intervenire. La desertificazione, guardi, un piccolo flash, la desertificazione è direttamente proporzionale all'aumento della criminalità, perché dove non ci sono negozi, dove non c'è passaggio, dove non c'è l'illuminazione delle vetrine, lì stiamo sicuri che i malintenzionati trovano terreno fertile per le loro attività indecorose. Beh, certo, e come si può migliorare? Anche sempre lì con le telecamere, oppure con la presenza o con un altro tipo di educazione per quanto riguarda la droga? Presidio delle forze dell'ordine, presidio sicuramente delle forze dell'ordine, telecamere, far rivivere la città, cioè noi dobbiamo creare manifestazioni, dobbiamo dobbiamo tornare a far affluire la gente in centro non ci viene più, perché per trovare un parcheggio gira mezz'ora, e quindi io che sono direttamente parte in causa, capisco e comprendo chi tante volte dice: ma guarda, io vado al centro commerciale, parcheggio a 5 metri dalle porte, ecco lì. Quindi guardi, in questi anni purtroppo sono state sbagliate tante cose, e mi consenta, per una questione fondamentale, perché non c'è stata la concertazione. La nostra associazione è nata proprio per questo, perché noi vogliamo che le scelte vengano finalmente condivise. Solamente chi opera nelle piazze, chi tira sulla saracinesca tutta la mattina, da dire, non ho capito? Chi è in trincea, chi è in trincea può avere delle soluzioni e delle formule per uscire da questo impasse, perché altrimenti se le scelte vengono sempre, dettate da altri e dall'alto, e vengono assunte all'interno delle segrete stanze sempre dai soliti noti, non se ne viene fuori. Posso dire una cosa? Sì, e dopodiché il carnevale è molto importante quello allora, guardi, il carnevale lo sdrammatizzo io, anche se sdrammatizzo e drammatizzo nel contempo, perché parliamo di carnevale. La manifestazione del Gran Carnevale di Padova, allora, Ascom, Camera di Commercio e Comune organizzano, questi tre soggetti organizzano il Gran Carnevale a Padova. Proponendo ai negozi, tramite un'agenzia che è passata e ha martellato per una quindicina di giorni tutti i punti vendita ad aderire, di consegnare ai propri clienti un buono di 20 euro ogni 80 euro di spesa, tenendo aperti i negozi fino alle 22, eccetera. Su 1200 negozi all'interno delle mura cinquecentesche, sono io che le pongo un quesito, faccio io il conduttore. Vediamo se riesco. Allora, quanti negozi su 1200 hanno aderito? Una quindicina. Beh, insomma, lei
89. 89. Allora, sono stato ritirato. significa che se, ribadisco, le scelte vengono imposte dall'alto, poi la gente non le fa sue, non le fa proprie e non c'è partecipa. partecipazione. Benissimo. Allora, senza mancare di rispetto, volevo ricordare, visto che si parlava appunto di eventi e di cose un po' meno, insomma, pesanti rispetto alla vostra situazione, che è veramente negativa per quello che vivete, si prospetta un evento molto importante. Vediamo se riusciamo a far partecipare anche i nostri telespettatori. Io adesso sto contattando Matteo Bellomo per ricordare un evento che avverrà a breve qui a Padova. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, eccolo che arriva, adesso lo piazziamo proprio in grande schermo. Eccolo qua. Matteo, buonasera. Si parlava di un evento e stavamo parlando però poc'anzi di cose molto serie per quanto riguarda le spaccate nei negozi. Allora, che cosa accade invece a breve per quanto riguarda la città? Esatto. dedicata ai sapori, alle musiche. Quindi ripetiamo le date precise, abbiamo Da detto. mercoledì 12 a lunedì 17, giorno di San Patrizio, patrono dell'Irlanda. Esatto, grande festa, quindi grande affluenza, ci auguriamo, insomma. Dove? Allora, sarà nell'area del Gran Teatro Geox, che voi tutti conoscete. Sì, È dove una fanno i grande- concerti, si insomma, fa gli concerti, eventi. dove si fa teatro, insomma, ormai è una meta fissa del pubblico di tutto il nord Italia, non solo del pubblico padovano. E niente, insomma, ci saranno oltre 20.000 metri quadri coperti, quindi una struttura enorme come poche se ne vedono, di Irlanda sostanzialmente, per cui Quindi musica, pietanze, insomma, cibi tipici. oltre 10 ore di concerti al giorno, tutti gratuiti. Si parte il 12 con Cisco e si chiude il 17 con i Modena City Rambler. Fantastici. In mezzo una sessantina di band provenienti da tutto il mondo, non solo per chi ama la musica irlandese, ma anche la world music, il rock. Siamo andati a scovarli uno a uno. È un grande ritorno, che sono i Commitments. Ricorderete tutti il film. Sì. Io lancio, ecco, io ne approfitto, Matteo, ma la città, secondo me, di Padova ha proprio bisogno di tutti questi eventi, di affluenza, di cose che facciano ritornare a vivere appunto Padova. Qualcosa anche che possa aiutare i commercianti, tipo quindi manifestazioni in pieno centro, perché no? Certo, no? Questa è proprio la filosofia che ci spinge, anche perché è una città viva, vitale e ricca di iniziative, oltre a essere, come dire, oltre a produrre un indotto molto importante, produce anche sicurezza, no? Perché mantenere una città con tante attività, con molta luce anche a tarda sera, aiuta. Esatto, questa è una tematica importante. La La luce... prendo come una promessa. Beh, noi intanto cominciamo mercoledì e l'aspettiamo. Sì, no, beh, diciamo, ci verrò molto volentieri perché credo che sia veramente una bella manifestazione. Sarebbe anche da organizzare qualcosa, ecco, lungo le vie del centro, ci potrebbe essere prossimamente, visto che, voglio dire, siete una società che, voglio dire, fa veramente spettacolo e di questo vi ringrazio e ve ne sono grato perché è un po' un fiore all'occhiello della città di Padova, diciamo Zed. E quindi, ecco, però si potrebbe anche individuare, ripeto, un qualche cosa. Ecco, faccio un piccolo esempio, gli artisti di strada che ci sono in quel di Ferrara, che hanno, quindi voglio dire, insomma, è il vostro lavoro, Bella, quindi, questa è un'ottima proposta. quindi si potrebbe rifletterci. Rilanciamo anche noi questo appello. Benissimo, Bene, grande. benissimo. E non escludiamo, scusami, una sorpresa per il mercoledì e soprattutto una grande sorpresa per la sera di chiusura che coinvolgerà tutta la città. Ma per caso si tratta di quella bella fanciulla che vedo dappertutto nei poster che pubblicizzano, insomma, Irlanda in festa? Io lo sapevo che mi cadevi sulla bella fanciulla. Eccola qua che appare, vedete, con questi vari personaggi. Per Molti tutti- stanno apprezzando, eh. Ne avrà veramente per tutti i gusti, anche il suonatore di cornamusa, devo dire che nel pubblico Fantastici. femminile ha il suo successo. Grazie E- Matteo, Grazie a voi. grazie Grazie, per l'intervento. Bene, allora noi siamo ormai in chiusura per quanto ci riguarda. Un attimo che tolgo anche qua
tutta tecnologica la nostra Sì. trasmissione, non si tarocca niente, giusto? Mie testimone, mie Sì, testimone. mamma mia. Allora, siamo alla battuta d'arresto, quindi abbiamo parlato illuminazione, che è molto importante, un po' più di vita per quanto riguarda il centro, la desertificazione che logicamente avviene naturalmente perché ci sono i centri commerciali e dopodiché più telecamere, più sicurezza e inasprimento delle pene. Controllo delle residenze, importantissimo. Sì, l'abbiamo Ok, sinergia, cosa può fare il sindaco? Sinergia tra la polizia municipale e le forze dell'ordine. Uno dice, beh, ma dovrebbe esserci. No, a Padova fino a poco tempo fa non c'è stata, quindi anche lì si sono perse ovviamente delle occasioni. E poi, guardi, una cosa importantissima, parcheggi. Parcheggi. Noi Sì. abbiamo bisogno di parcheggi perché altrimenti la gente non affluisce al centro storico, quindi dobbiamo creare degli spazi, ma non tra 5 anni, dobbiamo cominciare già domani mattina perché abbiamo perso 10 anni. Ci sono altri comuni limitrofi, mi viene da pensare a Verona, dove si parcheggia a 50 metri da Piazza Bra e si trova sempre un posto libero. Non solo, anche in quel di Vicenza hanno creato dei parcheggi sotterranei proprio a fianco allo stadio e siamo a 100 metri da Corso Palladio. Allora io ringrazio Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro, stiamo parlando di Padova. Grazie a voi. Ringrazio anche voi per averci ascoltato questa sera, seguito. Sappiate che noi torniamo domani sera come sempre alle 19:15, perdonateci qualche piccola pecca per quanto riguarda la strumentazione, ma qui è tutto tecnologico, stratecnologico, e quindi qualche vite magari non ha funzionato inizialmente, soprattutto l'emozione del conduttore che ogni tanto sbaglia. Sei stato bravissimo. Grazie. A domani sera e annotatevi naturalmente sempre 049 80 777 57 per i vostri preziosi interventi. Ricordo che questa sera a tutti in campo ospite ci sarà l'allenatore del Verona, l'abbiamo appena citata come città, quindi Andrea Mandorlini. Un saluto a tutti voi, vi aspetto come sempre domani sera per questa nuova grande avventura del gruppo editoriale TV7. Ringrazio la dirigenza per l'opportunità. Grazie ancora. Grazie, buonasera.